Associazione mafiosa, omicidio, occultamento di cadavere, porto e detenzione illegale di armi e ricettazione sono i reati aggravati dalle finalità mafiose di cui sono accusati 19 esponenti dell''ndrangheta arrestati dai carabinieri del Rossa a Milano. Tra gli accusati ci sarebbero i mandanti e gli autori materiali di 4 omicidi commessi in Lombardia tra il 2008 e il 2010. La squadra mobile ha eseguito a Vibo Valentia un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 3 persone per estorsione e danneggiamento ai danni dei responsabili della sede locale della SNAM Rete Gas. Tra gli arrestati c'è il titolare di un istituto di vigilanza che secondo l'accusa avrebbe attuato l'estorsione per ottenere l'appalto per il controllo della vigilanza della sede di Vibo Valentia della SNAM. 2 presunti appartenenti alla cosca di 'ndrangheta dei Crucitti sono stati fermati dai carabinieri di Reggio Calabria e ritenuti rispettivamente capo e ruolo di vertice della locale di Condera Pietrastorta nella zona nord-est della città dello Stretto. Gli arrestati sono Santo Crucitti, 48 anni, imprenditore edile, e Mario Salvatore Chilà, luogotenente di Crucitti, anch'egli 48enne. Sono accusati di una lunga serie di estorsioni e danneggiamenti. Sono 83 i nuovi magistrati che hanno preso servizio oggi nei tribunali della regione, 49 dei quali nel distretto di Corte d'Appello di Catanzaro e 34 in quello di Reggio. Nel distretto di Catanzaro, che conta 8 tribunali ed è il più vasto della regione, 30 sono i nuovi magistrati nei ranghi della giudicante e 19 quelli della requirente, mentre in quello di Reggio Calabria, che ha 3 sedi giudiziarie, 22 appartengono alla giudicante e 12 alla requirente.